Eccoci qua e abbiamo una splendida donna qui con noi, ma soprattutto una professionista, ed è Cristina Gazzin, responsabile della sala operativa protezione civile di Padova. Mi ha detto che è emozionatissima, ma io ho detto guarda che non sono mica Giletti io, quindi tranquilla. Un'altra buona notizia, oltre alla presenza di questo professionista, è il fatto che insomma fuori abbia smesso di piovere e ci sia un timido sole, insomma, che speriamo porti bene, alla faccia dei previsori. Adesso che sono andati via faccio il carogna. Allora, spero di aver sciolto un pochino il ghiaccio e partiamo subito con ciò che sono stati gli interventi, e vi devo ringraziare io a nome di tutta la cittadinanza. Approfitto di qualcuno invece di istituzionale, che è l'assessore Grigoletto. Sentiamo le sue parole per quanto riguarda tutte le maestranze che hanno collaborato. Prego. Beh, diciamo che da neoassessore mi sono preoccupato per vedere la capacità reattiva dell'amministrazione comunale e anche di tutte quelle entità che sono preposte a fronteggiare situazioni di calamità naturale, come è stato chiesto oggi tra l'altro dal sindaco al presidente della giunta regionale del Veneto. Devo dire che la macchina ha funzionato bene. Le principali azioni nostre sono state nel ripristinare la viabilità principale. Sapete che sono stati sradicati numerosi alberi, anche di grosso diametro, secolari e di grosse dimensioni, e tra l'altro di grosso peso, di qualche tonnellata anche si parla, come in Piazza Castello o in via Niccolò Orsini. Devo dire che la macchina ha funzionato molto bene, la viabilità principale è stata molto attiva, è stata ripristinata tutta la viabilità principale entro le 3:30 di notte. Quindi tutte le situazioni di pericolo sono state gestite molto bene. Colgo l'occasione per ringraziare la Protezione Civile, la Polizia Municipale, che è stata encomiabile, i Vigili del Fuoco, il settore manutenzione del Comune di Padova, in modo specifico anche il settore verde, che si è occupato proprio di tagliare gli alberi che impedivano la circolazione sulla carreggiata. Pensate che solo in Piazza Castello ci hanno messo 3 ore e mezza di lavoro in 4 uomini con le motoseghe, quindi potete capire l'entità anche della situazione. Un ringraziamento anche alla PS che alle 3 di notte stava ancora liberando le cattidoie da rami secchi, foglie e quant'altro, perché il pericolo principale è che se piove anche il giorno dopo che sono verificati questi eventi, i pericoli di allagamenti sono praticamente esponenziali, perché si trovano tutti i tombini e le cattidoie a Padova, che sono quasi 80.000, tutte tappate, quindi ci sarebbe stato un serio pericolo. Fortunatamente oggi non piove, però Cosa sono cattidoie? Che sono ignorante, non lo so. Sono, diciamo, i pozzetti che permettono lo scolo dell'acqua. Ok, grazie. Cattidoie. Sì. Non lo sapevo, non si finisce mai di imparare. Io ho un po' accennato inizialmente i vari interventi e sono arrivato più o meno intorno alle 21, indicativamente poi è cresciuto sempre di più l'allerta, quindi e le richieste: albero caduto su lavanderia, albero pericolante, palo, ingresso, albero su ingresso di condominio, alberi su cancello, addirittura alberi su cavi elettrici, 1 metro di acqua in cantina e 2 auto sott'acqua. Angolo via Sonnino Cavo Enel su cabina gas, albero su ciclabile. Com'è andata insomma la nottata e la giornata? Cosa vi ha... Beh, la nottata è stata un po' pesante. Cosa vi ha impegnato maggiormente? Ci hanno impegnato maggiormente il numero degli interventi, diciamo che erano cospicui. Quanti? C'è un numerico indicativo? No, non avrei io personalmente un numero da dare, però dico che il volontariato è stato pesantemente impegnato nelle attività. Erano 20 i comuni colpiti da questo evento e tutti i gruppi comunali del territorio erano attivi in questi 20 comuni. E i volontari e noi come sala operativa provinciale abbiamo operato dall'inizio dell'emergenza. Gli ultimi volontari sono andati a casa alle 4 della mattina, come ben dice
l'assessore. Quanti- Sono quanti- stati proprio quelli del comune di Abano Terme, perché Dove proprio oltre c'era il sindaco Padova, che per fortuna ha fatto, oltre insomma, Padova c'era il l'abbattimento di alcuni comune alberi. di Abano Terme, che Era è molto stato è stato molto pesantemente colpito, anche gli alberghi di Abano Terme. Quanti uomini sono Ecco. stati impiegati come Noi squadra? abbiamo una cinquantina di squadre per circa 200 uomini. E solo in sala operativa provinciale noi abbiamo ricevuto oltre 250 richieste di intervento. E quindi sommandole a quelle dei vigili del fuoco e in tutte le sale operative che sono attive nei momenti dell'emergenza è un numero cospicuo. Gazzin, per far capire chi siete e che cosa fate, che cosa stava facendo, posso chiedere, nel In momento sala in cui... operativa? Cioè, lei era già lì, era il suo turno, oppure No. io mi immagino che voi siete a casa con le vostre famiglie, state facendo, conducendo la vostra quotidianità, Certo. scatta l'allerta, l'allarme e via che partite mollate tutto. Certo. È così? È così, è proprio così. Ieri sera il collega riperibile è stato contattato, lui era qui a Padova in un automagazzino, è stato contattato dai vigili del fuoco che hanno avvisato che avevano appunto un numero consistente di richieste di intervento e chiedevano appunto il supporto anche del volontariato per le loro attività di soccorso alla popolazione. E dopodiché ci siamo recati in sala operativa e lì inizia tutta l'attività di coordinamento del volontariato e del rapporto fra l'ente provincia e il territorio, e quindi i comuni del territorio. E A chi non supporto. l'avesse ancora capito, nel 2014 sono tutti volontari, cioè poteva stare a casa con la famiglia a farsi gli No, affari. io sono un dipendente. Indipendente, ma Io. il resto, Gli altri sono il volontari. resto del sì. gruppo Sì, logicamente sì, sono sì, sì, volontari. sì. Tutti giusto? gli altri sono volontari. Voglio sì. rimarcare questo. Sì. Ripeto, potevano stare a casa, beh, non nella sua fattispecie, non sapevo No, lei fosse dipendente, no, ma so io che sono tutti gli altri lo dipendente. sono, volontari, potevano starsene a casa e invece vanno anche a rischiare di loro, giusto? Io nel mio piccolo, insomma, avevo paura a fare quelle 2 o 3 riprese che ho fatto perché comunque gli alberi erano effettivamente pericolanti. Vi mostro un'altra ripresa che ho realizzato. Attenzione, abbiamo l'assessore Boron al telefono, dopo vi mostro il video. Pronto assessore, mi sente? Pronto? Assessore, mi sente? Allora niente, attendiamo un attimo che il nostro Dennis, che è ritornato operativo, richiami l'assessore Boron, perché volevo appunto anche poi il punto della situazione da parte dell'amministrazione, anche se abbiamo sentito sia Saia che Grigoletto. Sentiamo logicamente anche l'assessore all'edilizia e alle manutenzioni del comune di Padova. Allora, non oso mandare il video perché, eccolo qua, sapevo che arrivava, un attimo solo. Assessore, ci sente? Sì? Eccolo qua, perfetto. Allora, buonasera, grazie per aver accettato insomma, il nostro invito telefonico e vorrei capire, insomma, grazie a lei, la situazione. Comunque noi abbiamo qui Cristina Gazzin, che è responsabile della sala operativa della Protezione Civile di Padova, però è più sul discorso della provincia. Per quanto riguarda invece Padova, abbiamo sentito sia Saia che Grigoletto, ma quello che vorrei rimarcare insieme a lei è l'importanza di ciò che sono le varie manutenzioni, l'importanza di continuare su ciò che è un discorso di salvaguardia alla fin fine per quanto riguarda gli alberi e tutto ciò che riguarda la cittadinanza, perché poi basta il vento, basta la pioggia e succedono disastri. Certo. Ma guardi, sicuramente la manutenzione in questo versante ha un ruolo principale e non a caso stiamo valutando quello che è il bilancio previsionale di rafforzare la parte finanziaria indotta su questo settore, perché questo evento, il principale problema di questo evento è stato il forte vento che ha fatto cadere moltissimi alberi, mettendo a rischio anche in molti casi magari l'incolumità delle persone. Certo, meno male non è successo. Pertanto non solo la manutenzione intesa come potature degli alberi sì.
anche un controllo e un'analisi puntuali di tutti gli alberi, perché molto spesso magari ci sono anche degli alberi che hanno problemi, ovvero delle malattie o sono diciamo ridotti male e che possono diventare pericolosi, quindi monitorarli e schedarli come pericolosi ci mette anche nella condizione di prevenire certe situazioni. Questo Assessore, è un... mi viene anche da chiederle, perdoni se interrompo, visto quello che abbiamo vissuto e quello che insomma la natura ci sta dando come risposte, bisogna forse anche creare un piano di nuove posizioni, mi viene da dire da profano, degli alberi, perché insomma magari vedo che troppo vicino ai parcheggi, troppo vicino alle case, il risultato poi potrebbe essere di pericolo. Ma questo è giusto, bisogna anche ricordare che molti alberi ci sono, insomma, quindi può Sì, essere sì, fatta io una parlo del futuro, programmazione. cioè non guardare solo con Ecco, il lato estetico, ma anche con il raziocinio di mettiamolo qui che forse è un po' meno pericoloso. poi io poi io dico una cosa, però lo dico da amante del verde, da amante Certo. degli alberi, da amante della natura. Bisogna in certi casi anche non essere troppo ideologici, cioè, ovvero pensare che levare un albero sia un danno alla natura. Molto spesso quando si decide di levare una pianta lo si decide perché magari si è certificato che questa pianta può essere pericolosa. Sì, 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 sì. Perché non a tutti questo diventa automatico, no? Cioè, diventa semplice da capire. Se noi abbiamo una certificazione per cui un certo tipo di pianta ha una malattia o è in una posizione che può essere pericolosa, bisogna anche pensare, e lo dico magari a coloro che... perché ce ne sono Sì, tantissimi Assessore, che noi ricordiamo bene e capisco quello che lei vuole far passare e quindi l'abbiamo anche rimarcato più volte, quindi è giusto dirlo. Beh, è così, perché poi quando ti cade in testa piangi il morto, ma prima no, non lo toccate perché è bello così e anch'io amo la natura, amo gli alberi. Quello che voglio dire è che però gli alberi che sono inseriti nell'ambito della città sono stati inseriti snaturalizzando ciò che è il vero, la vera vita, il vero compito dell'albero, cioè ce l'ha messo l'uomo, non è che quindi... Sì, ma io questa notte sono rimasto fino alle 3:30 di notte in giro a vedere le situazioni per cercare di liberare soprattutto le strade in modo che il traffico questa mattina... Quali sono state le cose che vi hanno più rallentasse. impegnato? Ma sicuramente all'inizio proprio i primi soccorsi sono stati su Corso Australia, su Cavalcavia Camerini e su via Friburgo, che erano completamente ferme perché erano caduti gli alberi nel mezzo. Poi siamo rimasti fino alle 3:30 di notte per liberare Piazza Castello, che sono caduti due alberi secolari, Sì. quindi pensi se il vento riesce ad abbattere due alberi secolari che sicuramente erano ben piantati, in altri tipi di alberature può facilmente buttarli giù come fossero insomma, degli stuzzichini. Però quello era un problema, poi c'è stato il problema di via Orsini, dove è caduto un albero e aveva occupato tutta la sede stradale, in altri casi addirittura colpendo delle auto. Sì, E sì, sì, per sì. A fortuna breve non manderò c'erano le proprio un persone video dentro. che ho realizzato che purtroppo testimonia questo. Questo è il problema. Va bene, Assessore, io la ringrazio e la congedo. D'accordo, ringrazio a voi, buona serata. Grazie, buona serata. Allora, Gazzin, ma voi che cosa avete fatto? Perché da una parte abbiamo sentito le varie amministrazioni, dall'altra parte i vigili del fuoco. Il vostro compito nello specifico, quando ci sono situazioni così di problematiche insomma, che toccano la cittadinanza, dove vanno nello specifico? A rincuorare oppure proprio anche fisicamente, via, tagliamo, operiamo insieme ai vigili del fuoco? Diciamo che i volontari operano sul territorio in vari ruoli. Qui in questo caso, durante questa emergenza, hanno aiutato, collaborato con i vigili del fuoco per sistemare appunto queste criticità degli alberi caduti sulle sedi stradali, per prosciugare tanti scantinati di abitazioni e anche, non dimentichiamolo, anche di alberghi a Abano
che hanno avuto addirittura metri di acqua a seguito di questo evento già erano stati flagellati prima dall'esondazione, da tutti i vari problemi dei fiumi e di quest'inverno, certo, e anche di maggio-aprile, insomma, e di nuovo tutto da capo. Tutto da capo. E poi abbiamo avuto anche i sottopassi allagati. E naturalmente il rapporto umano con la popolazione è basilare sia da parte dei volontari che sono sul territorio e anche da parte di chi risponde in sala operativa, perché tante volte si ricevono telefonate di persone che sono disperate e che chiedono aiuto e che cercano anche rassicurazioni. Ma certo. Perché i tempi di intervento comunque sono molto lunghi, perché si crea questa sproporzione fra la richiesta di aiuto e la possibilità di darlo. Allora, vi mostro quello che ho realizzato come video. Ci troviamo sempre nella centralissima Padova, come potete vedere questo è l'Argine, siamo vicini alla sede dell'APS, guardate la forza devastatrice del vento, guardate addirittura un intero albero, guardate queste sono le radici che vi mostro, guardate ha spezzato i rami, si è portato via l'intero albero e purtroppo è finito sulla macchina di qualche sfortunato. Come potete vedere, guardate quanto è grave l'accaduto. Qui proprio ci sono tutti i rami che ricoprono completamente l'auto di chi purtroppo senza saperlo aveva parcheggiato in una zona sfortunata per la sua auto. Guardate, questa è la situazione, il vento, la forza devastatrice della natura si è veramente portata via tutto. Questa situazione si è evidenziata anche in altri ambiti. Ci troviamo sempre sull'Argine, guardate anche qui la situazione di questa pianta, di questo albero che è stato potato, mi viene da dire, dalla forza del vento, e come potete notare, ora vi mostrerò il dettaglio, qui ci sono rami pericolosi. Come potete notare qui c'è ancora un'altra pianta completamente divelta per quanto riguarda il suo basamento. Guardate che roba, guardate, questo è l'intero albero, la pianta è adagiata sul manto erboso e così altre piante in fondo alla strada. Sì, diciamo che la forza del vento è stata eccezionale, perché 110 km/h indubbiamente non è che si vedono molto spesso e quindi anche quello che è successo è stato eccezionale. Speriamo non si verifichi nuovamente. Speriamo che non si verifichi E poi nuovamente. immagino tutte le persone che hanno subito questi danni, anche perché se torniamo indietro con la memoria avevamo detto che non c'erano soldi per la problematica delle esondazioni, figuriamoci così, vabbè ok, quelli possono essere calamità insomma per quanto riguarda le assicurazioni. Se uno però ce l'ha messa questa cosa, altrimenti butti via una macchina. Era un po' questo discorso del tipo, avete visto, ci sono gli alberi che sono proprio adiacenti per l'esteriorità, perché fanno un po' d'ombra, però alle case. Poi quando la natura si ribella, perché l'uomo, ripeto, ce l'ha piazzato lì, non è che è nato lì l'albero e ci abbiamo fatto le case intorno. E poi la paghi. Io mi ricordo che c'era un certo Adriano che già anni fa con le sue canzoni diceva queste cose, per esempio è stato preso per un folle o per un visionario. Ci sono tante situazioni del territorio comunque che possono essere migliorate attraverso interventi di prevenzione. Non c'è ancora tutta la cura necessaria per il nostro territorio e adesso ci stiamo rendendo conto di tanti anni di incuria. Tutti gli sempre col senno di poi però. Sempre col senno di poi, ecco. Allora io ringrazio Cristina Gazzin, grazie di essere stata a nostra disposizione, grazie per quello che fate, per il vostro lavoro, e noi torniamo come sempre alle 19:15 domani sera. Grazie a Dennis, grazie al nostro Giuseppe, si sono alternati alla regia tecnica, spero di non avervi annoiato, parlo personalmente. A domani sera, sigla. Buonasera. Grazie.